conosciuto per la sua leggendarietà, ma poco noto per la sua importanza storica e culturale. Casanova è un lume del Settecento che continua a produrre i suoi effetti delle ricerche che ha fatto culturali anche oggi, un personaggio del tutto moderno. Lui, come sapete, è nato qua vicino, dietro a questo palazzo. Tra l'altro questo palazzo lo frequentava perché vi abitava un suo protettore, il Patrizio Malipiero, e dunque noi lo celebriamo qui per questa ragione qua. Siamo in Campo San Samuele, nella chiesa accanto ha tenuto come chierico, ha tenuto anche alcune prediche nei Vesperi, e oggi per festeggiarlo, per commemorarlo, per ricordarne l'attualità e l'importanza, faremo una recita corale con tutti i presenti della sua Iliade in veneziano. Giacomo Casanova, per chi non lo sapesse, oltre ad aver scritto tanti libri di varia natura, storici, autobiografici, scientifici, è stato autore, forse unico nel mondo, come mi ricordava una volta Boschetti, lui non si ricorda di avermelo ricordato, è stato l'unico a aver tradotto l'Iliade in 2 lingue diverse, una in veneziano, un testo che ha lasciato inedito, che abbiamo recuperato e pubblicato per la prima volta noi, e che abbiamo presentato nel 1997 a New York per sottolineare la dimensione internazionale che aveva questa scoperta e questo lavoro di Giacomo Casanova, e un'altra successivamente, quando Casanova torna dal suo peregrinaggio in Europa, il suo esilio, pubblicherà in 3 volumi una Iliade che abbiamo definito in idioma toscano per sottolineare questa differenza, perché non si pensasse, quando l'abbiamo prodotta, che si trattasse sempre della stessa Iliade. No, Casanova ha tradotto 2 Iliadi diverse e tutte e 2 bellissime. Io direi, mi azzardo a dire, che l'importanza, la bellezza, la freschezza di questa Iliade di Casanova in veneziano, ma anche quella in toscano, è pari alla freschezza, alla bellezza, allo stupore che ci crea un quadro di un suo contemporaneo che potrebbe essere Tiepolo. Credo che siano parole grosse quelle che impiego, ma ha ragione veduta, perché noi questo testo lo percorriamo tutti i giorni ne facciamo menzione, tutti i giorni lo leggiamo, tutti i giorni lo recitiamo, e perciò sappiamo di che cosa parliamo, anche se questo potrebbe, come spero, stupire. Do la parola all'amico